quelle gare che sta diventando una grande classica per quanto riguarda la categoria degli juniores a livello toscano, ma soprattutto a livello italiano, il trofeo Fiaschi. Siamo arrivati alla 36esima edizione in un caldo che, come al solito, caratterizza questa gara a Vergaio, nel paese che ha dato i natali, tra gli altri, a Roberto Benigni. Quindi una classica appunto del panorama juniores, che anche quest'anno ha visto alla via sicuramente gli atleti migliori del panorama. 145 gli atleti al via. Poco prima di partire abbiamo parlato con il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che ha comunque dato il via alla manifestazione e ovviamente non ha voluto far mancare il suo supporto alla manifestazione. Quindi pochi istanti prima del via, delle immagini del via, andremo a sentire anche le parole del primo cittadino di Prato. Come detto, 145 gli atleti al via, con la particolarità, se così vogliamo dire, della prima gara ufficiale per il neocampione italiano della categoria juniores Mattia Bevilacqua, contraddistinto ovviamente dal dorsale numero 1, il portacolori del team Franco Ballerini. Anche un po' di emozione per il corridore livornese, che comunque, volente o nolente, aveva un po' tutti gli occhi addosso, ma veramente un cast stellare per quanto riguarda questo 36esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, perché come detto praticamente tutti i migliori corridori italiani erano presenti alla gara che si svolgeva nell'Interland di Prato e che vedeva nella Rocca di Montemurlo lo sperone più alto da scalare. Più tardi poi andremo a ricordare nel dettaglio tutti il percorso dei chilometri che devono percorrere gli atleti. Come detto, però, poco prima della partenza abbiamo sentito il primo cittadino di Prato, quindi andiamo a sentire le parole del sindaco. Matteo Biffoni, sindaco di Prato, 36esima edizione del trofeo Fiaschi, un lotto di partenti di tutto rispetto, con la ciliegina sulla torta anche il campione italiano al via. Esatto, perché il Fiaschi ha saputo ritagliarsi nel corso del tempo uno spazio importante e significativo nell'elenco delle iniziative sportive cilistiche che ci sono. Segno di passione, di grande lavoro, di qualità nel corso del tempo, di un percorso importante e di tanta passione intorno a questa iniziativa. Io credo che se lo meriti il fatto che ci sia questa grande qualità che oggettivamente tutti gli anni si ripete, e io come amministrazione non posso far altro che stare a fianco per quello che compete a noi e soprattutto ringraziare gli appassionati e chi ci mette lavoro e tempo per avere appunto questo grande appuntamento. E dopo le parole del primo cittadino di Prato, le premiazioni per le due maglie presenti alla partenza, il campione italiano Bevilacqua e il campione toscano Allori, e sono proprio gli organizzatori che sono a premiare i due ragazzi. E poi davvero è questione di istanti e la partenza, che è partenza ufficiosa, visto che poi ci dovremo fermare al cimitero per un saluto a chi è intitolata la gara, quindi il Cavaliere Alfredo e Lando Fiaschi. È un momento doveroso per ricordare queste due figure alle quali sono intitolate la gara, e quindi questo è il tratto di trasferimento che gli atleti ovviamente affrontano ad andatura pressoché turistica per fermarsi nuovamente all'altezza del chilometro zero e da lì dove prenderà il via in modo ufficiale la gara. Siamo rimasti un po' in sospeso per quanto riguarda il percorso, mentre appunto vediamo le immagini con il campione italiano, il campione toscano e i rappresentanti delle società pratesi che ovviamente erano al via, come la Ziraf e l'Unikesh, e poi più tardi ricorderemo comunque tutte le squadre al via. Però dicevamo che eravamo in sospeso per quanto riguarda il percorso, quindi la partenza che vedremo tra pochi istanti da via, abbiamo già visto la partenza da via di Mezzo, quindi via Reggiana, via Nesi, via Foscolo, via Pasubio, via Nuova Montalese, via Francesca, via Montalese e la salita verso la Rocca di Montemurlo. Quindi la discesa attraverso per arrivare poi a via Pascoli, via Scarpettini, via Milano, via Venezia, via Primo Maggio, via Pistoiese, via Visiana, via Casale, e quindi il passaggio da via di Mezzo per la completezza del giro. 20 km il giro,
da percorrere 4 volte, dopodiché ci saranno 2 giri più brevi, sempre con l'ascesa della rocca di Montemurlo, poi l'ultima volta si percorre la seconda parte del giro che ormai abbiamo capito e ci staremo sicuramente abituati a vedere, per arrivare appunto a Vergaio di Prato dopo 120 km da percorrere, quindi una distanza di tutto rispetto per quanto riguarda la categoria juniores, e quindi uno dei primi caldi che sicuramente darà noia agli atleti. E qui siamo già nel primo tratto di salita verso la rocca di Montemurlo ed è Simone Innocenti del team Franco Ballerini a fare l'andatura, una formazione quest'oggi sicuramente particolarmente emozionata, visto che conta tra le sue fila il neocampione italiano, una formazione però diciamo divisa a metà, visto che l'altra parte è comunque in ritiro per affrontare poi al meglio la seconda parte di stagione. Andiamo a ricordare le società al via, mentre vediamo anche Cataldo a fare l'andatura per quanto riguarda l'Unicash. Ha aperto le iscrizioni il team Franco Ballerini, poi la Foscobessi Calenzano, che ovviamente annovera tra i propri atleti anche il campione toscano Allori, l'Unicash CPN Gesti, la Ziraf, la All Sports, l'Aspiratori Otelli, la Borgomolina Rinascita Ormelle, la Libertas, la Cipollini Assali Stefane, la Danieri, la squadra friulana, l'Elite Service Campedelli, la Stabia Ciclismo, l'Industrial Forniture Moro, la New Project, la Polisportiva Monsumanese, la società ciclistica Capriolo, la San Carlese, la San Vendemiano, il team Mamma e Papà Fanini di Livorno, il team Pieri Calamai, la Casano, il Velo Club Empoli e la Work Service Liotto. Quindi anche ad un veloce elenco è più che chiaro che il lotto dei partenti è di tutto rispetto, le migliori formazioni toscane e non solo, che ovviamente hanno preso il via, non sono volute mancare a questo importantissimo appuntamento di metà stagione. È un po' lo spartiacque questo Trofeo Fiaschi tra la prima parte della stagione e la seconda parte della stagione. Questo appunto è il primo passaggio dalla salita, dove il gruppo si mantiene sostanzialmente compatto. Sicuramente un po' di atleti leggermente attardati che magari approfitteranno del tratto di discesa per cercare di recuperare lo svantaggio, e però possiamo parlare comunque di gruppo compatto, se non per qualche atleta che accusa decisamente la fatica proprio sulle rampe della rocca di Montemurlo, che sicuramente non è una salita tranquilla. Dicevamo la salita poi è da ripetere per 8 volte, quindi alla lunga sicuramente si farà sentire sulle gambe dei ragazzi. Un percorso, quello del Trofeo Fiaschi, estremamente tecnico, che come si suol dire vuol vedere il corridore in faccia, perché oltre ad avere la lunghezza e avere la durezza di dover percorrere per 8 volte la salita della rocca, è sicuramente anche un percorso tecnico fatto di strettoie, strade strette che poi vanno a riallargarsi. Quindi veramente bisogna stare molto attenti, non ci si può mai distrarre, anche perché la fuga buona può andare via sempre in ogni momento, e quindi bisogna stare sempre con gli occhi allerta, a dimostrazione del fatto che comunque è un percorso piuttosto tecnico. Anche ovviamente è normale anche che succeda alcune cadute, soprattutto nei primi chilometri, che ovviamente possono succedere. Per fortuna tutto si è risolto nel miglior modo possibile. Siamo nuovamente nel tratto di salita. Quindi siamo ancora una volta proprio all'inizio del tratto che porterà al Gran Premio della montagna della rocca di Montemurlo. E quindi questa immagine ci permette di vedere che quanti sono almeno ancora gli atleti che fanno parte del gruppo principale. Come consuetudine praticamente quelli un pochino più affaticati si staccano dal grosso del gruppo, e adesso appunto in cima al tratto di salita invece vediamo che praticamente possiamo ancora parlare di gruppo compatto, perché sono ancora numerosi gli atleti. La sede stradale della salita della rocca di Montemurlo è piuttosto stretta, quindi è normale anche che ci sia questo gruppo allungato, oltre alla fatica e al caldo. Uno dei primi caldi di questo 2016 che sì, per fortuna è arrivato, però sicuramente qualcuno di questi ragazzi ne avrebbe fatto anche volentieri a meno. Quindi sta per terminare praticamente per tutto il gruppo il secondo tratto di salita.
verso la rocca di Montemurlo, e da queste immagini vediamo proprio la fatica per qualche ragazzo per arrivare al termine. Qui invece è terminato il tratto di discesa conseguente ovviamente alla salita. Siamo proprio a Montemurlo con il gruppo che praticamente si mantiene compatto. Sono gli atleti della Work Service, la squadra diretta da Ilario Contessa a fare l'andatura. Adesso invece è un atleta anche dell'Unicash che si porta a fare l'andatura, ed è Davide Boni. Work Service, squadra veneta che 2 anni fa vinse con Simone Bevilacqua questa manifestazione. Ricordiamo, l'azione di Bevilacqua fu una grande cavalcata in solitaria per l'atleta, che poi si è dimostrato forte sul passo. Si dimostrò anche in questa occasione del trofeo Fiaschi, quindi sicuramente una Work Service che è una delle società da tenere d'occhio per quanto riguarda lo svolgimento della gara, perché comunque è una di quelle formazioni che corre ogni domenica per vincere, una di quelle formazioni che se si muove dal Veneto lo fa sicuramente per ottenere il risultato pieno. Su Boni del team Unicash si è riportato un portacolori della San Vendemiano, Alex Pavan, e quindi si forma questo tandem sulla testa della corsa. Siamo ormai prossimi anche al passaggio dalla zona arrivo, con alcuni atleti che provano a riportarsi sui 2 atleti al comando, come Simone Quargnal della team Danieli, la squadra friulana che ormai sta per ricongiungersi ai 2 corridori che si trovano al comando, quindi a breve, ecco qua, abbiamo proprio in questo istante 3 atleti al comando. Ricordiamo con Davide Boni del team Unicash, Cipriano e Gesti promotori di questa azione, adesso giustamente rifiata in coda a questo terzetto. Non è tanto il loro vantaggio, infatti continuano a voltarsi 3 perché sanno che comunque il gruppo è vicino. Ovviamente affrontano la rotonda nel senso di marcia, come è giusto che sia secondo il codice della strada, e questo è il gruppo, o almeno una prima avanguardia del gruppo, che è comunque vicinissima ai 3 atleti al comando. Sono circa 13 secondi di vantaggio per i 3 atleti al comando nel gruppo, che comunque è ancora bello numeroso. Ricordiamo, sono stati 145 gli atleti a prendere il via, e quindi questo ci dimostra che ancora è piuttosto numeroso il numero di coloro che sono ancora in gara. Passaggio dalla zona arrivo, e si è rinfoltito il terzetto al comando, perché sono diventati 5 gli atleti al comando. Su Davide Boni del team Unicash, Simone Quargnal del team Danieli e Alex Pavan della San Vendemiano sono rientrati con il dorsale 56 Matteo Facci della Cipollinea Sali Stefen, e con il dorsale 114 Jacopo Cavicchioli della San Carlese. 5 atleti al comando e un inseguitore, l'atleta della New Project, che è Filippo Goti, che è segnalato a circa 15 secondi di ritardo. E poi questa è l'avanguardia gruppo, segnalata a 1 minuto di ritardo. Quindi da registrare la prima azione di una certa consistenza è quella di questi 5 atleti che vi abbiamo ricordato poco fa, con il portacolori della New Project Goti che sta provando a riportarsi su questi, segnalato appunto al passaggio dalla zona arrivo a una ventina di secondi di ritardo, e poi il gruppo a 1 minuto e 7 secondi. Sono sempre 5 gli atleti al comando. Eccoli qua, adesso vediamo con il dorsale 124 Alex Pavan, poi riconosciamo con il 114 per la San Carlese Jacopo Cavicchioli, poi abbiamo con il dorsale 56 per la Cipollinea Sali Stefen Matteo Facci. A fare l'andatura è Boni della Unicash, Cipriano e Gestri, e poi fa parte di questo drappello al comando anche Simone Quargnal del team Danieli 1914. Passa a fare l'andatura adesso Matteo Facci della Cipollinea Sali Stefen. Bello accordo tra questi 5 atleti al comando, che dopo essersi formati praticamente nel tratto da Montemurlo fino al passaggio dalla zona arrivo, hanno trovato un buon accordo, e adesso andranno a breve ad affrontare il tratto di salita per l'ennesima volta, c'è da dirlo, perché praticamente c'è sempre questo tratto di salita da percorrere che alla lunga si fa decisamente sentire. Proprio adesso si svolta a destra ed inizia il tratto che porterà gli atleti fino al Gran Premio della Montagna. Eccoli qua i 5 atleti al comando, con Davide Boni che sente un po' anche il peso di correre in casa, essendo la sua formazione pratese. La Unicash Cipriano e Gesti passa a fare l'andatura. Giustamente vogliono essere protagonisti gli atleti del team Unicash,
con Boni che controlla un po' come stanno i suoi compagni di avventura per questo tratto di strada. Alla sua ruota il portacolori del team Danieli Quargnal, che comunque si mantiene lì attaccato, e molto attivo anche Cavicchioli per quanto riguarda la Sancarlese. Per il momento nessuno dei cinque prova a fare la differenza, ma ognuno va cercando di risparmiarsi il più possibile, perché ancora è lunga la strada che porterà gli atleti fino a Vergaio in via di mezzo per quella che sarà l'ultima volta. E quindi i cinque atleti cercano di mantenersi tutti insieme, cercando di distribuire le fatiche sia personalmente e per far avere l'azione il migliore risultato possibile. Qui vediamo il pubblico che ovviamente sa che questo è uno dei punti fondamentali per quanto riguarda lo svolgimento del trofeo Fiaschi, e quindi sicuramente si è assiepato proprio sulle rampe della salita della Rocca di Montemurlo per poter vedere i corridori al meglio. Alle spalle intanto è stato ripreso l'atleta della New Project, e questo è il gruppo che transita all'altezza del Gran Premio della Montagna a circa 40 secondi di ritardo, quindi più o meno il ritardo rimane tra i 40 secondi e il minuto per quanto riguarda il gruppo nei confronti dei 5 atleti al comando, gruppo comunque che si mantiene ancora piuttosto numeroso, anche se adesso davvero la selezione comincia a essere un pochino più importante. Non sembra più tanto la strada a fare la selezione quanto proprio la fatica nelle gambe degli atleti. Terminata la discesa per i 5 atleti al comando, e quindi eccoli qua ancora Davide Boni del team Unicash. Sono rimasti in 4 gli atleti al comando. Eccolo qua Pavan che sta riportandosi sulla testa, probabilmente ha avuto un piccolo problema, ma niente di preoccupante, come si suol dire. Era, come possiamo dire, un piccolo momento di defiance, ma tranquillamente si è riportato. Quindi rimangono 5 gli atleti al comando. Adesso Nicolas Vignoli, l'atleta spezzino del team Franco Ballerini, a fare l'andatura. Molto attivi anche gli atleti della Stabia Ciclismo e della New Project. Ricordiamo che sono sempre 5 gli atleti al comando, e il gruppo è segnalato a 1 minuto di ritardo, quindi non si può guardarsi troppo per evitare di far prendere troppo vantaggio ai 5 atleti al comando, perché comunque bisogna tenerli a una distanza di sicurezza. Posizione d'avanguardia anche per quanto riguarda la maglia tricolore di Mattia Bevilacqua, e questa praticamente è l'avanguardia gruppo, con via via tutti gli atleti che ovviamente approfittano di questo tratto di strada per rifornirsi, per fare il pieno di energie. Ricordiamo che è stata una giornata piuttosto calda e ci sono stati anche alcuni atleti che hanno avuto dei problemi proprio di disidratazione per appunto il caldo, e quindi è fondamentale nutrirsi e cercare di reintegrare appena la strada lo permette. Ecco il gruppo che infatti, proprio approfittando di questo tratto di strada un pochino più larga, cerca di approfittarne. Gruppo quindi compatto alle spalle dei 5 atleti al comando. E ricordiamo 5 appunto gli atleti al comando, gruppo a 1 minuto di ritardo. Siamo nuovamente nella zona dell'arrivo. Eccoli qua i 5 atleti al comando che transitano sotto lo striscione di arrivo, con Cavicchioli della Sancarlese il primo a transitare, e questa è la situazione alle spalle. 45 secondi il vantaggio nei confronti di 2 immediati inseguitori, che di fatto sono l'avanguardia gruppo, che è segnalata a 52 secondi di ritardo. Adesso gli atleti ovviamente hanno visto il cartello di 2 giri alla conclusione, questo perché dalla zona arrivo ripasseranno ancora 2 volte, però poi c'è come un contagiri ulteriore che forse potrebbe anche aver confuso un po' i ragazzi e gli addetti ai lavori, perché poi gli atleti non ritransiteranno dalla zona arrivo ma faranno dei giri più corti. Poi quando saremo proprio nel punto preciso andremo a spiegarvelo. Sono diventati 7 gli atleti al comando, perché i 2 immediati inseguitori ce l'hanno fatta a ricongiungersi alla testa, quindi a Boni della team Unicash, Facci della Cipollini, Quargnal della team Danieli, Cavicchioli della Sancarlese, Pavan della San Vendemmiano sono rientrati. Biasia,
quindi del team Danieli, diventano 2 gli atleti al comando e Riccardo Tosin della Work Service, quindi 7 atleti al comando quando sta per iniziare ancora una volta il tratto di salita verso la Rocca di Montemurno, ed è cambiata la situazione con Davide Boni che adesso si mantiene in ultima posizione mentre passa a fare l'andatura Benjamin Biasia del team Danieli, che è stato uno degli ultimi a riportarsi sulla testa della corsa e quindi probabilmente sarà anche un po' più fresco, avrà sprecato qualche energia in meno e comunque può contare sull'apporto del suo compagno di squadra, perché come detto il team Danieli è l'unica formazione rappresentata in maggioranza, visto che ha 2 atleti con Biasia, anche Simone Quargnal che fa parte fin dall'inizio di questa salita. Cominciano ad allungarsi le posizioni sulla testa della corsa con Biasia che passa in prima posizione, poi transita Boni del team Unicash, leggermente avvantaggiati nei confronti di Ferri della Stabia Ciclismo, che quindi si è riportato sulla testa. Infatti nel tratto di salita si sono un po' rimescolate le carte, perché vediamo che anche il gruppo si è decisamente avvicinato alla testa della corsa. Quindi la situazione vede al passaggio dal Gran Premio della Montagna il primo a transitare è stato l'atleta del team Danieli, Benjamin Biasia, e qui invece siamo nel tratto di discesa che ci stiamo riportando appunto sulla testa anche per capire com'è la situazione. Il secondo a transitare è stato Boni e poi questi atleti che stiamo vedendo, ovvero con il dorsale 61 Michele Merlini della Cipollini e poi l'atleta della Stabia Ciclismo Ferri, come avevamo ricordato poco fa. Alle spalle di questi 4 atleti si stanno provando ad allungare dal gruppo, che vediamo proprio nello sfondo. Per quanto riguarda la Work Service, Matteo Baseggio, eccolo qua, e poi alla sua ruota c'è un atleta della Casano che è Davide Della Pina, quindi si è formato un drappello, cioè un tandem all'inseguimento dei 4 atleti al comando. Stiamo entrando nelle fasi calde di questo 36esimo trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo e cominciano ad essere anche un po' più complicato da seguire la gara, perché gli atleti stanno facendo veramente un bellissimo spettacolo e si stanno impegnando al massimo. Ricordiamo che questa gara è valevole come 36esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 7° Memorial Lando Fiaschi e 14° Memorial Massimo Bellandi e 9° Memorial Guido Palombo. Alle spalle ancora abbiamo con il dorsale 46 l'atleta della Borgomolina Rinascita Ormelle, Fabio Mazzucco, che ha avuto, come dire, un avvio di gara un po' complicato perché è stato vittima di una caduta proprio nel corso del primo giro. Se non andiamo errati, ha dovuto cambiare la bicicletta un paio di volte, infatti adesso è di nuovo in possesso della sua bicicletta, ma ha dovuto cambiarla nel corso appunto dei primi giri, e adesso comunque sta dimostrando di aver assorbito al meglio la botta, visto che comunque si sta trovando nelle prime posizioni. Questo è il gruppo che tutto sommato è ancora piuttosto numeroso, segnalato a 1 minuto e 10 di ritardo. Ultimo passaggio dalla zona arrivo e sono sempre 7 gli atleti al comando. Dicevamo ultimo passaggio prima dell'arrivo dalla zona arrivo, appunto perché adesso gli atleti andranno ad affrontare i giri corti sempre con la salita della Rocca di Montemurlo, senza però passare dalla zona arrivo. Il gruppo però ha decisamente recuperato nei confronti della testa della corsa, perché proprio sotto lo striscione di arrivo è segnalato a 39 secondi di ritardo, almeno per quanto riguarda l'avanguardia gruppo. Lasciamo sfilare quindi il gruppo per vedere ancora chi sono tutti coloro che sono rimasti in gara, e siamo proprio all'inizio del tratto di salita con i 7 atleti al comando: Davide Boni per l'Unicash Cipriani e Gestri, Fabio Mazzucco della Borgomolina Rinascita Ormelle, Michele Merlin per la Cipollini Assali Stefan, Benjamin Biasia del team Danieli, Niccolò Ferri della Stabia Ciclismo, poi ancora al comando Davide Della Pina della Casano e Matteo Baseggio della Work Service. Questi i 7 atleti al comando, con Merlin proprio a chiudere questo drappello, mentre Ferri sta facendo l'andatura proprio sulla testa della corsa. Come ricordiamo, Boni è uno degli attaccanti della prima ora e si sta dimostrando ancora bello pimpante in questa rampa che porta poi al Gran Premio della Montagna. Come detto, Niccolò Ferri della Stabia Ciclismo a fare l'andatura con la sua ruota Biasia e Mazzucco. Biasia passa in prima posizione al Gran Premio della Montagna, cerca di non perdere troppo terreno Ferri alla sua ruota con Mazzucco e Merlin, un pochino più attardati invece Della Pina della Casano, che transita adesso insieme a Baseggio e Boni, quindi minimi distacchi per quanto riguarda
la testa della corsa, testa del gruppo invece pilotata dal neo campione italiano Mattia Bevilacqua, che dietro si porta tutti gli altri componenti del gruppo, o meglio coloro che sono rimasti o comunque coloro che riescono ancora ad avere energie sufficienti e necessarie per proseguire nella gara. Ricordiamo che adesso gli atleti dovranno affrontare questa salita ancora 2 volte, senza però mai transitare dalla zona arrivo, perché gli atleti la rivedranno solo per la parte conclusiva, e quindi adesso Biasia, proprio grazie allo spunto sul Gran Premio della Montagna, è riuscito a raggranellare un po' di vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. 15 secondi il vantaggio sul terzetto immediato inseguitore, Merlin per la Cipollini a Salistefen, Ferri per la Stabia Ciclismo e Mazzucco della Borgo Molina Rinascita Ormelle, che è proprio colui che sta affrontando in prima posizione la traiettoria su questo terzetto. Abbiamo visto il cartello dei 2 giri, questo vuol dire ancora 2 volte la salita della Rocca con Davide Boni, ricordiamo della Unicash, uno degli attaccanti della prima ora, e quindi anche comprensibile che possa accusare un po' di fatica, ma comunque vede il terzetto immediato inseguitore alle spalle sempre di Biasia, quindi si sta per riformare un quartetto. Della Pina per quanto riguarda la Casano insieme a Matteo Baseggio della Work Service, adesso gli atleti che stanno per ricongiungersi a Boni. Situazione estremamente fluida con distacchi minimi tra i vari drappelli, questo quindi è stato anche un problema in più anche per esempio per il servizio della motoscorte fatto dalla Moto Guzzi di Prato. E qui siamo con il corridore al comando che inizia per la penultima volta la salita verso la Rocca di Montemurlo. È sempre Benjamin Biasia del team Danieli che è rimasto solitario al comando ad affrontare per la penultima volta, come detto, questo tratto di salita. Ovviamente ci preme fare un ringraziamento alla provincia di Prato e al comune di Prato, così come a quello di Montemurlo, alla Consiag, all'ASM, alla Banca di Credito di Vignole e Montagna Pistoiese, alla Corte Assicurazione, alla Rindia, alla Fondazione Banca di Credito di Vignole e Montagna Pistoiese, alla Croce d'Oro, alla Filatura Joe Black, all'Ottica Felici, alla WePrint, alla Guarducci Costruzioni, alla Carrozzeria MG, ma ovviamente a tutti gli amici e sponsor che hanno reso possibile questo 36esimo trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 7° Memorial Lando Fiaschi, 14° Memorial Massimo Bellanti e 9° Memorial Guido Palombo. È sempre l'azione dell'atleta della formazione friulana del team Danieli sulla testa, quindi Benjamin Biasia che continua a impegnarsi a fondo nella, ricordiamo, penultimo tratto di salita per gli atleti. Adesso ci stiamo avvicinando appunto al Gran Premio della Montagna, dove ci sono ancora molte persone, perché comunque è comunque possibile appunto vedete transitare i ragazzi per poter poi andare anche verso l'arrivo. La situazione alle spalle di Biasia: abbiamo Mazzucco della Rinascita Ormelle insieme a Ferri e Merlin della Cipollina Salistefen, leggermente attardato, ma per sua fortuna è terminato il tratto di salita. Questa è la situazione alle spalle, con tutti gli inseguitori che sono stati ripresi dall'avanguardia gruppo, dove è sempre presente il campione italiano Mattia Bevilacqua, gruppo che adesso va decisamente frazionandosi. Comunque l'avanguardia gruppo è segnalata a 40 secondi di ritardo. Ci siamo riportati ancora una volta sulla testa della corsa, ovvero su Biasia, Benjamin Biasia della Danieli 1914 Cycling Team, formazione friulana che ogni tanto comunque viene in Toscana per cercare di confrontarsi. Suona la campana, questo vuol dire che gli atleti dovranno ancora affrontare per un'ultima e per fortuna per loro volta la salita della Rocca di Montemurlo, e poi per andare verso l'arrivo percorreranno la seconda parte del giro che percorrevano nella prima parte di gara, quindi attraverso via Rocca, via Cervi, via Montalese, via Pascoli, via Scarpettini, via Primo Maggio, via Casale e quindi l'arrivo in via di mezzo. Alle spalle di Biasia abbiamo 3 immediati inseguitori. Eccolo qua: Ferri per quanto riguarda la Stabia Ciclismo, Merlin della Cipollini e Mazzucco della Borgo Molina. Lo vedono praticamente l'atleta del team Danieli una decina di secondi il vantaggio per il battistrada nei confronti degli immediati inseguitori. Probabilmente adesso Biasia li attenderà per cercare di contenere
la rivenuta da dietro degli altri atleti, perché comunque, come ricordavamo poco fa, i distacchi sono veramente minimi, la corsa è estremamente frazionata, ci sono vari drappelli come appunto vediamo adesso alle spalle di questi atleti. Abbiamo con il dorsale 21 Matteo Sensi della Unicash insieme ancora una volta a Matteo Baseggio della Work Service, che quindi stanno per diventare gli immediati inseguitori della testa della corsa, perché appunto Biasia sta per essere ripreso dai 3 immediati inseguitori. Su questi 2 atleti che abbiamo appena visto inquadrato sta per rinvenire un terzo atleta e dovrebbe essere un compagno di squadra di Baseggio. Infatti eccolo qua con il dorsale 156 è Moreno Marchetti, il veloce atleta della Work Service, che sta per riportarsi su questo terzetto. Quindi adesso la situazione vede 4 atleti al comando, 3 immediati inseguitori, e questa è l'avanguardia gruppo, che però accusa un ritardo piuttosto importante, perché probabilmente il gruppo non ha trovato né l'accordo né le forze. Adesso è segnalato a 1 minuto e 10 secondi di ritardo. Come detto, Biasia ha atteso gli immediati inseguitori, quindi si è riformato il quartetto al comando, sempre a fare l'andatura così come nei passaggi precedenti. Biasia della Danieli con Ferri della Stabia, insieme a loro Merlin della Cipollini e Mazzucco della Borgomolina Rinascita Ormelle. 4 atleti al comando, e adesso vediamo anche dalla loro andatura che la fatica si fa sicuramente sentire, ma l'atleta della Danieli non molla la prima posizione, anzi si alza adesso sui pedali nel tentativo di rilanciare ulteriormente l'andatura, mentre gli altri cercano di mantenersi agganciati alla testa. Stanno che questa è l'ultima volta che viene affrontata la salita, quindi le maggiori fatiche di giornata sembrerebbero potersi concludere con questa ultima e ottava ascesa verso la rocca di Montemurlo, con il pubblico che comunque si mantiene sulla salita per gustarci fino in fondo le fasi più salienti e più importanti del trofeo Fiaschi, che ricordiamo essere giunta alla 36esima edizione. Comincia ad accusare la fatica Merlin per quanto riguarda la Cipollini, mentre davanti provano ad alzare l'andatura, sembra farne le spese anche Mazzucco. Rimangono in 2 al comando Biasia e Ferri, con Ferri che davvero non molla la ruota dell'atleta del team Danieli, e così passano proprio all'altezza del Gran Premio della Montagna. Fabio Mazzucco della Borgomolina Rinascita Ormelle cerca in qualche modo di ricongiungersi alla testa, mentre accusa veramente la fatica Michele Merlin della Cipollini a Sali Stefan. Per sua fortuna, ci viene da dire, è finita la salita per questa ultima volta e quindi si può buttare in discesa, e intanto passano proprio adesso Baseggio, Sensi e Marchetti, che sono gli immediati inseguitori. Via via tutti gli altri atleti, che praticamente di fatto costituiscono l'avanguardia gruppo. Appunto alcuni atleti provano ad evadere dal gruppo, comunque provano a fare una certa selezione, ma è un vantaggio che comincia a essere importante, perché comunque è superiore al minuto il ritardo per questi atleti, anzi siamo proprio nell'arco del minuto e 20 secondi per quanto riguarda questi atleti, quindi comincia a essere un po' distante per loro la testa della corsa per cercare di poter combattere per questa 36esima edizione del trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo. Siamo adesso nel corso, appunto è terminato il tratto di discesa con Merlin, l'atleta della Cipollini a Sali Stefan, che appunto era quello che era stato un pochino più in difficoltà nel tratto di salita. Adesso sta provando a cercare le ultime energie rimaste nel suo serbatoio per provare a ricongiungersi alla testa della corsa, che quindi ricordiamo sono rimasti in 3. Era veramente in forte difficoltà l'atleta della Cipollini a Sali Stefan, che adesso è segnalato a circa 15 secondi di ritardo dai 3 atleti al comando. Vedremo se cercherà o proverà o riuscirà ancora meglio a riportarsi sulla testa, o seppure dovrà accontentarsi di contendersi le posizioni di rincalzo. Ancora alle spalle di Merlin il terzetto si è riformato con Sensi per quanto riguarda il team Unicash e la coppia della Work Service Baseggio e Marchetti. Ovviamente Sensi sfrutta il lavoro della Work Service, essendo questa in superiorità numerica,
E quindi, come dicevamo anche pochi minuti fa, una situazione estremamente fluida e in continuo divenire, con i distacchi piuttosto minimi, almeno per quanto riguarda la testa della corsa. Questo fa sì che sia stato un finale piuttosto incerto e palpitante fino alla conclusione. 5 km alla conclusione per i 3 atleti al comando. Fabio Mazzucco adesso per la Borgo Molina Rinascita Ormelle a fare l'andatura, con Niccolò Ferri che si mantiene in seconda posizione, anzi adesso passa proprio a fare l'andatura, mentre si mantiene in ultima posizione Benjamin Biasia, che sicuramente è stato tra i più attivi fino adesso tra questi 3 atleti al comando. Non si è sicuramente risparmiato, soprattutto nei tratti di salita. Ricordiamo che quando mancavano ancora 2 passaggi circa della salita di Montemurlo della Rocca, aveva provato anche ad avvantaggiarsi da solo l'atleta del team Danieli, quindi magari adesso sta accusando un po' di fatica. Quella che non sembra accusare invece Niccolò Ferri della Stabia Ciclismo, che si mantiene sulla testa. Filano via comunque i 3 atleti al comando. Adesso probabilmente Biase è anche un po' stimolato dai compagni di avventura ad andare a fare l'andatura e fare la sua parte sulla testa della corsa. Avevamo lasciato come immediato inseguitore l'atleta della Cipollini, Assali Stefan e Michele Merlin, che vedremo se riuscirà o meno a mantenere il suo vantaggio, oppure potrà essere ripreso da Marchetti, Sensi e Baseggio. Comunque sempre l'atleta della Stabia Ciclismo a fare l'andatura. Adesso è la volta di Biasia, meno di 3 km alla conclusione per quanto riguarda la testa della corsa, e ovviamente adesso cominciano anche le fasi di studio. La parte del circuito lo conoscono benissimo, perché comunque lo hanno già affrontato anche nei passaggi precedenti. Resta da capire come sono messi con le energie rimaste a disposizione e come comunque si vogliono comportare. Tutti gli atleti che si trovano sulla testa non hanno mai vinto in questa stagione. Fabio Mazzucco però viene sicuramente da un buon periodo di forma, visto che ha affrontato in questa settimana anche il campionato italiano a cronometro, e arrivando anche in terza posizione, quindi sicuramente un buon periodo di forma. Noi però ci siamo spostati sul rettilineo finale, perché ormai siamo alle fasi conclusive del 36esimo trofeo Fiaschi, e saranno proprio i 3 atleti che abbiamo lasciato poco fa a contendersi la vittoria, Mazzucco, Ferri e Biasia. Quindi ormai è tutto pronto per attendere gli atleti. Sfilano tutti i servizi che hanno prestato la loro opera al servizio appunto della gara, un servizio inappuntabile, ma è già stata lanciata la volata per i 3 atleti, quindi il podio è già deciso. Resta solo da capire chi si siederà sul gradino e chi sull'altro. Ferri al centro strada, mentre sono Mazzucco e Biasia che stanno sprintando, con Biasia decisamente davanti. Vittoria per Benjamin Biasia del team Danieli davanti a Niccolò Ferri della Stabia Ciclismo. Terza posizione per Fabio Mazzucco della Borgo Molina. Lasciata la volata anche per la quarta posizione da Moreno Marchetti della Work Service davanti a Matteo Sensi del team Unicash. Sesto Michele Merlin, che quindi è stato ripreso della Cipollini a Sali Stefan. Settimo Matteo Baseggio della Work Service. Ottavo Riccardo Dapos della San Vendemiano. Nona posizione per Leonardo Lodi della San Carlese e decimo Stefano Di Benedetto della Danieli. Quindi prima e decima posizione per la formazione friulana, che sicuramente ha svolto al meglio questa 36esimo trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo. Vediamo comunque arrivare tutti gli altri atleti, piuttosto numerosi alla fine, tutti coloro che sono arrivati. Intanto ci riguardiamo la volata per la vittoria, con Biasia che si è spostato a centrostrada, e all'inizio sembrava essere Mazzucco quello più indicato a tenergli testa, poi però probabilmente Mazzucco, che a causa delle botte non è riuscito a dare lo sprint maggiore. Niccolò Ferri si deve accontentare della seconda, seppur prestigiosa, posizione in questo trofeo Fiaschi, appunto terza posizione per Mazzucco. È arrivato anche il campione italiano, sicuramente un po' appesantito dalla settimana un po' di scarico che ha fatto, e soddisfazione non può essere diversamente per Benjamin Biasia, che sicuramente è stato uno dei più combattivi nella seconda parte del trofeo Fiaschi, e sicuramente un vincitore degno di questo nome. Tanta soddisfazione per
lui e per i suoi compagni di squadra che lo hanno festeggiato. Tra poco lo sentiremo nelle interviste, non sentiremo nelle interviste invece il terzo classificato Fabio Mazzucco, ma perché povero appunto è caduto, ha dovuto cambiare la bicicletta, era un po' ammancato, quindi appena fatto il podio è dovuto andare a curarsi, come è giusto che sia, e ovviamente è più che giustificato l'atleta della Borgomolino Rinascita Ormele. Eccolo qua il podio della 36esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, 7° Memorial Lando Fiaschi, 14° Memorial Massimo Bellandi e 9° Memorial Guido Palombo. Sul gradino più alto Benjamin Biasa, seconda posizione per Niccolò Ferri e terza posizione per Fabio Mazzucco. La vestizione e la consegna la vestizione della maglia e la consegna del trofeo al vincitore, eccolo qua, applaudito da tutti. Poi sarà la volta dello spumante, noi però andiamo a sentire le voci dei protagonisti del 36esimo Trofeo Fiaschi. Colpo di mano di Benjamin Biasia, te ne sei andato, ti hanno ripreso ma poi hai avuto la meglio nel finale. Sì, direi che mi sono giocato al meglio decisamente le mie carte. Sapevo che dei tre che mi avevano ripreso ero più veloce e quindi gli ultimi chilometri ho cercato di limitare gli sprechi di energia. E ho tenuto duro negli scatti di Mazzucco e dell'altro il mio compagno di fuga, e agli ultimi 200 metri ho giocato tutto quello che avevo nel finale. Quando eri solo e ti hanno ripreso, ti sei un po' demoralizzato o comunque hai sempre preso consapevolezza di essere il più forte, il più veloce? Ma no, sapevo che da come si era messa la gara la gamba oggi c'era e che un piazzamento nelle prime posizioni non sarebbe decisamente mancato. Mi sarei anche accontentato, ma diciamo che è andata per il meglio, ecco. Niccolò Ferri, una seconda posizione però che ti rende comunque soddisfatto perché il Trofeo Fiaschi è una gara più che prestigiosa. Sì, certo, questo è ovvio, però sai, vincere è tutta un'altra cosa, secondo è sempre il primo dei battuti, comunque devo solo accontentarmi purtroppo ora. Uno svolgimento di gara però che ti ha visto molto accorto, sei rientrato nel momento giusto e poi hai provato a battere, ma Biasa si è dimostrato più veloce. Sì, già da inizio stagione a forza di correre la testa mi sta cambiando e sto capendo quando è il momento giusto per uscire. Anche oggi ce l'ho fatta indovinarlo, domenica l'avevo indovinato anche al campionato italiano, però non è andata bene, e quest'oggi è andata bene, però mi sono fatto beffare qua agli ultimi 200 metri. Giacomo Bacci, presidente del comitato regionale toscano, un Trofeo Fiaschi combattutissimo con un finale incerto fino alla fine. Sì, una bellissima manifestazione che sicuramente ha regalato una bellissima opportunità degli atleti, non altro il toscano secondo, ma insomma io dico che veramente è stata una gara molto combattuta, importante, che sicuramente ha messo in evidenza degli atleti soprattutto importanti, quindi io credo che ancora una volta abbiamo risposto nella maniera più opportuna sia sotto il fatto organizzativo che tecnico, quindi grazie veramente a tutti. Rino De Candido, commissario tecnico per quanto riguarda gli juniores, segnali importanti oggi anche da qualcuno forse un po' inaspettato. Ma certamente, a parte il ragazzo che ha vinto, non ha mai vinto quest'anno, ma io l'ho visto in altre corse, sicuramente è un ragazzino che si dà da fare, non è uno che rimane fermo in gruppo, lavora per la squadra e pertanto è uno che insomma l'ho notato. Oggi probabilmente ha trovato l'occasione buona per riuscire a emergere perché le hanno dato carta libera e pertanto ha dimostrato di andare veramente più forte. Adriano Benigni, la 36esima edizione del Trofeo Fiaschi, un'edizione stellare con un finale palpitante. Sì, è stata una bella edizione da tutti i punti di vista, sia per la partecipazione degli atleti che ci sono un po' da tutte le regioni italiane, tant'è che insomma, il podio c'è un friulano, un veneto, un toscano. E poi dal punto di vista anche agonistico effettivamente è stata una bellissima gara e credo che gli sportivi si siano divertiti, insomma, perché quando la gara è combattuta in questo modo, dove ci sono fughe, ci sono atleti che insomma combattono durante la gara, credo che questo sia il meglio che si possa dare agli sportivi di ciclismo. Poi noi siamo soddisfatti anche perché dal punto di vista organizzativo tutto è andato liscio, tutto è andato bene, e per noi questo è molto importante, la sicurezza degli atleti, di coloro che saranno le speranze del futuro, per noi diventa fondamentale.
Voi vi impegnate al massimo, possiamo dire 364 giorni in vista di questa giornata. Ovviamente non siete soli, avete chi ringraziare dei partner fondamentali. Ma noi abbiamo tanta gente da ringraziare, dagli sponsor che sono tanti, alle forze dell'ordine, come avete visto, come si è visto anche oggi, tutti i vigili urbani del Comune di Prato e del Comune di Montemurlo hanno garantito la sicurezza anche dal punto di vista sulla strada, le associazioni di volontariato con in testa l'associazione dei Carabinieri, ma tutte le altre associazioni di volontariato, le forze dell'ordine in generale, a partire da Carabinieri che in qualche modo partecipano a questa gara che è intitolata a loro, e credo, devo dire, ecco, e poi tutte le istituzioni della città e tutte le istituzioni della città e della provincia di Prato, diciamo così. Altrimenti non sarebbe possibile mettere in piedi una manifestazione come questa, che per quanto riguarda la categoria juniores si può dire sia una classica. Non voglio osare dire che sia una grande classica, ma insomma lo possiamo anche sperare che qualcuno lo pensi.